In tempi di emergenza sanitaria, mentre si cerca di ridurre gli assembramenti e si discute sull'uso o meno della mascherina a scuola, accade in un liceo di Montagnana che 2 classi vengano accorpate e così da 15 persone per aula i ragazzi si troveranno in 30. A noi non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, abbiamo solo avuto queste conferme da alcuni insegnanti che ci hanno confermato che nonostante la situazione Covid, la classe sarebbe stata unificata in 30 allievi, 29 dell'anno scorso più uno che si è aggiunto. I genitori degli alunni della seconda liceo dell'Istituto Superiore Jacopo da Montagnana hanno scoperto tutto casualmente attraverso un post Facebook. A giugno avevano saputo che ci sarebbero state 2 classi, qualche giorno fa l'amara scoperta e così si sono riuniti in un comitato e hanno scritto una lettera mandata a tutti dal provveditore agli studi, alla regione, passando per comune e provincia. È che se si verificasse un caso Covid su questi 30 alunni, nella situazione di prima sarebbero stati messi in quarantena 15 alunni con i relativi genitori. Adesso tutti i numeri saranno raddoppiati, quindi un caso Covid comporterà la quarantena di 30 allievi e 60 genitori. I ragazzi, se le cose dovessero rimanere tali, sarebbero costretti a fare lezione nell'aula magna, che ha grossi problemi di riscaldamento e acustica. I genitori, dopo 1000 telefonate, hanno ricevuto solo informazioni, tra le altre cose, non ufficiali. Ecco le motivazioni dell'accorpamento delle 2 classi. Oggi non abbiamo nessuna motivazione ufficiale. In via ufficiosa abbiamo ricevuto delle telefonate in cui ci è sembrato che la motivazione principale è una mancanza di organico, quindi mancano insegnanti, non tanto nella nostra scuola perché le due sezioni avevano entrambe gli insegnanti quasi tutti di ruolo e quelli non di ruolo avevano confermato il loro posto, ma probabilmente in questo modo, unendo le due sezioni, l'ufficio scolastico provinciale recupera alcuni insegnanti che può direzionare in altre scuole.